Filippo Turetta potrebbe tornare in Italia tra pochi giorni. Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per il 22enne di Torreglia, accusato di aver brutalmente ucciso Giulia Cecchettin. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia, che chiederà al Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia. Filippo Turetta inoltre ha dato il consenso a venire consegnato alle autorità italiane. I tempi per il rientro dunque potrebbero essere davvero brevi. Certamente aver dato il consenso significa accelerare la procedura, questo senz'altro, perché non c'è l'ulteriore udienza di merito che accerta il diritto o meno di avere la persona da parte dell'Italia. Però ecco, i tempi sono comunque per legge e per quella che è la procedura classica, la prassi, comunque non consistono in 2 o 3 giorni. Però potrebbe anche essere che in questo caso, vista la particolarità, si voglia fare qualcosa di diverso e si voglia partire immediatamente con la traduzione della persona in Italia. Il ministro dell'Interno Antonio Tajani in un messaggio ha ringraziato la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato. Filippo Turetta, quando è stato arrestato, ha detto alle autorità tedesche: "Ha ucciso la mia fidanzata", e ha confessato di aver tentato di togliersi la vita ma di non averne avuto coraggio. È molto provato, racconta l'avvocato compagno che ha sentito il legale tedesco che ha visto il giovane in carcere. Un ragazzo molto giovane, un ragazzo molto fragile, ovviamente, per la sua età. E poi un ragazzo che è stato visto molto stanco, provato della vicenda, e sono sicuro che sia anche molto come dire, dispiaciuto di tutto quello che è successo dai racconti che mi vengono fatti. Ovviamente lui deve assumersi la responsabilità di quello che ha fatto. L'avvocato compagno non esclude che una volta in Italia potrebbe richiedere per Filippo Turetta una perizia psichiatrica. Questa può essere un'ipotesi che potremmo percorrere. Al momento ovviamente io non posso né confermarla né smentirla, perché è una ipotesi che va probabilmente verificata, ma al momento non lo so. Perché non lo dovremmo fare? Perché non dovremmo capire che cosa c'è stato nella sua mente in quel momento, anche solo per capire cosa è successo, che cosa è avvenuto. Non mi sento a oggi di dire assolutamente no, non è da fare, oppure assolutamente sì, è da fare. Nel frattempo la polizia di Halle dovrebbe nuovamente esaminare la grande punto nera usata da Filippo Turetta per la fuga. Al suo interno, oltre che a chiazze di sangue, sono stati ritrovati guanti di plastica, 300 euro in contanti e un cellulare.